Sei importanti realtà venete e una romagnola impegnate a migliorare la vita delle persone, chi attraverso la ricerca scientifica, chi curando, chi lottando contro la fame e la malnutrizione, chi prendendosi cura degli animali. Qui sono stati destinati gli oltre 100.000 euro raccolti dal progetto Ali per il sociale, che la catena dei supermercati promuove annualmente destinando €1 di contributo ogni 100 punti accumulati attraverso la carta fedeltà. Quello che vogliamo fare è proprio migliorare la vita delle persone nel nostro territorio. Non abbiamo solo supermercati e quindi non facciamo solo vendita di prodotti, ma vogliamo anche sostenere le associazioni locali del nostro territorio. Oltre 20.000 euro sono stati destinati all'Istituto Oncologico Veneto. Quest'anno abbiamo deciso di investirlo in un'acquisizione di un'attrezzatura, di un software, quindi che lavora con l'intelligenza artificiale, per permettere ai nostri sanitari di essere sempre più precisi nelle diagnosi. Un contributo di 3.000 euro è arrivato all'Istituto Oncologico di Romagna, quasi 2.500 euro al VIM per un progetto di ricerca sul diabete. È un tema molto delicato, il diabete è una malattia forse non troppo presa in considerazione, anche perché vorrei dire che il mese di novembre, il 14 novembre, è la giornata dedicata alla prevenzione sul diabete. Quest'anno sono stati aiutati anche il Banco Alimentare del Veneto con un contributo capace di fornire oltre 24.000 pasti e poi 22.000 euro sono stati destinati al QAM per combattere la malnutrizione dei bambini africani. Con questi soldi noi vogliamo accompagnare la fase critica, acuta che rischiano la morte e dopo sostenerli nel percorso anche educativo nei confronti della MAM per dare un'alimentazione equilibrata. Darne e darla equilibrata. Infine un contributo è stato donato all'Ente Nazionale per la Protezione Animali. Che dimostra un senso importante di responsabilità sociale da parte di una delle aziende che sono tra le più importanti del nostro territorio e della nostra città, ma poi soprattutto riesce a creare un grande senso di comunità perché sono coinvolti i clienti.